Diamo ora la parola al dottor Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino e un storico amico di Carlo Donat-Cattin. Grazie per l'invito, saluto tutti gli amici presenti. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono stati due ricordi, due testimonianze molto appassionate e anche molto coinvolgenti. Parto con questa prima riflessione, che se volete è una premessa. C'è differenza tra due parole che possono sembrare sinonimi: ricordo e memoria. Non sono la stessa cosa. Il ricordo riporta al cuore, riporta al sentimento, come dice la parola stessa, l'etimologia stessa della parola. Riporta ad andare con la memoria a quei momenti di maggiore o minore intimità, a quei momenti di incontro, di chiacchierate, di riflessioni fatte insieme. La memoria attiene alle cose fatte, alle indicazioni date, alle proposte, agli insegnamenti che sono avvenuti da parte di una persona nella sua lunga vita. Per quanto attiene alla categoria del ricordo, io non ho avuto la frequentazione che altri qui presenti hanno avuto, come Giorgio Merlo e altri. Io non appartenevo, pur essendo democristiano da quando avevo anch'io 18 anni, non appartenevo alla corrente di Forze Nuove. Io vengo da un territorio che è quello della provincia di Cuneo, che negli anni gloriosi della ricostruzione, eccetera, eccetera, aveva una democrazia cristiana forte che superava il 50% dei consensi, eccetera, eccetera. Io ho conosciuto Carlo Donat-Cattin nel 1981, e quindi quando lui aveva 60 anni, quando io fui chiamato a svolgere il ruolo di segretario provinciale della Democrazia Cristiana della provincia di Cuneo. Quindi l'ho incontrato in quella occasione, poi l'ho incontrato quando sono stato consigliere regionale del Piemonte nei primi anni '80, a fianco a Giampaolo Brizio, che era un suo grande collaboratore, il suo grande amico, che allora era capogruppo in Consiglio regionale della Democrazia Cristiana, e poi soprattutto nella fine degli anni '80, quando io ebbi l'avventura di cominciare la mia lunga presenza come presidente della provincia di Cuneo. Lui era prima ministro della sanità, poi ministro del lavoro negli anni 88-89, ma soprattutto era senatore del collegio Alba Bra Savigliano, che era uno dei 3 collegi senatoriali in cui era divisa la provincia di Cuneo, e quindi c'è stata una frequentazione su questioni che attengono più alla memoria che al ricordo, perché abbiamo affrontato insieme tematiche importanti per il nostro territorio, per la nostra provincia, e lui era molto attento al territorio che rappresentava a livello parlamentare, oltre che poi anche a livello governativo. Detto questo, fare memoria oppure ricordare un personaggio così importante della vita politica nazionale, sì, hai ragione Giorgio, non sufficientemente enfatizzato nelle sue indicazioni, nella robustezza del suo pensiero e della sua azione, ma
presto, no? Avremo, Claudio, la presentazione di un volume importante nei prossimi giorni a Roma e poi qualche giorno dopo a Torino, eccetera, eccetera, per recuperare il pensiero di Carlo Donat-Cattin. Ecco, fare memoria non è qualcosa di inutile. A me piace citare a questo proposito sempre la frase di Gustav Mahler, che è un musicista, musicologo austriaco a cavallo tra 800 e 900, che scriveva e diceva: fare memoria non significa adorare le ceneri, ma accendere il fuoco. Allora in questo caso mi pare che si adatti perfettamente questo slogan, chiamatelo, questa riflessione. Fare memoria di Carlo Donat-Cattin non significa adorare le ceneri, qualcosa che è passato e che non... ma accendere il fuoco di quella passione politica, di quella passione civile, di quegli insegnamenti, di quelle indicazioni, di quelle riflessioni che sono state parte essenziale della vita di questo uomo non facile, ma di questo uomo che viveva tra la gente, si faceva carico dei problemi della gente. Mi ha insegnato, ho imparato da lui in quel periodo di frequentazione alcune indicazioni molto forti, perché poi da ogni incontro bisogna portare a casa qualcosa, ce lo insegnava anche lui. È inutile che se poi cosa mi ha lasciato quell'incontro, quel convegno, quel ricordo, quell'approfondimento, quasi nulla, no? Bisogna portare a casa qualcosa dagli incontri, dalle relazioni, dalle riflessioni che facciamo e ascoltiamo. Ecco, io ho imparato da lui, nella sua visione politica, dal suo magistero politico, credo di poterlo dire, ecco, alcune cose che sono già state richiamate anche prima dal primo intervento del professor Giannone, che ho seguito con attenzione. La prima cosa è la centralità della persona. La persona come punto di riferimento dell'attività politica, dell'impegno politico, dell'impegno amministrativo, vorrei dire anche dell'impegno sociale, dell'impegno culturale. Secondo, il primato delle istituzioni. Le istituzioni, diceva, vengono prima di noi, prima degli interessi di parte, pur legittimi, prima degli interessi personali. Siamo chiamati a servire le istituzioni. Non sono richiami moderni, non sono richiami utili in questa fase storico-politica che stiamo vivendo? Credo proprio di sì. Altro insegnamento, vabbè, questo derivava, la centralità della persona derivava dalla cultura cattolica francese, di Mauriac, di Mounier, di Maritain, col suo personalismo, col suo umanesimo integrale, e poi avanti da Paolo VI, dal suo umanesimo planetario, eccetera, eccetera. Ecco, questa visione antropologica, filosofica, culturale, se volete, portava anche a distinguere, altro insegnamento, tra la lotta alle idee che non si condividono e il rispetto delle persone che quelle idee hanno, mai avendo nemici, ma avversari. In politica, nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli del Parlamento, avversari con cui combattere, ma a livello di idee, ma non a livello di delegittimazione a livello personale, come molte volte avviene, no? Ecco, questo è un insegnamento che vale ancora molto oggi, grazie per averlo sottolineato. E poi l'esigenza di stare vicino alle comunità, alle persone. Allora, finisco con questa riflessione. Io, ricordando e facendo memoria dell'insegnamento di Donat-Cattin, mi pare di poter intravedere
di ricordare in lui un concetto legato anche a delle riflessioni sulle storie dei padri della Chiesa, eccetera. La politica, come pure l'amministrazione pubblica, vive con due polmoni: il polmone della visione strategica e il polmone della concretezza dell'agire, dell'operare quotidiano. Due elementi che non sono in contrasto, ma uno integra l'altro. Senza visione diventano aride anche le decisioni di ogni giorno, e senza decidere nulla, senza la concretezza dell'agire e del decidere, si rimane nelle chiacchiere fumose e non si va da nessuna parte, non si conclude nulla. Ecco, Don Cattin è stato un uomo di visione, ma un uomo di una concretezza straordinaria nell'agire a livello ministeriale, in tutti i ruoli, a livello sociale, a livello del mondo del lavoro, in tutti i ruoli che ha ricoperto. Ecco, quindi è un invito per me, e se qualcuno di voi ritiene anche di farlo proprio, a coniugare visione e concretezza nell'agire di ogni giorno. Per fare che cosa? Abbiamo parlato di umanesimo, abbiamo parlato di centralità della persona. Io un valore che credo che dobbiamo tutti insieme riscoprire è quello della comunità. La persona non come singolo, non come individuo chiuso nel suo gretto individualismo come l'individuo della rivoluzione francese, no? Ma un individuo persona completa, persona non da sola, ma che vive inserita in una comunità. E cosa significa fare comunità? Cosa significa? Qual è l'etimo del termine comunità? Communitas latina, cioè l'etimo munus. Munus in latino, me lo insegnate, significa dono, ma significa anche, e questo è meno conosciuto, debito. Allora, per creare una comunità occorre dare e ricevere, sapendo che si dona qualcosa, quando si dona qualcosa del proprio tempo, della propria intelligenza, della propria passione, di se stessi, ecco, si paga un debito che ognuno di noi ha contratto con la comunità, a partire dalla famiglia, a partire dalla scuola, a partire da tutte le situazioni in cui ci è trovato a vivere. Ecco, la mia visione, se potessi chiuderla in uno slogan, sarebbe quella di cercare, nel ricordo, facendo memoria degli insegnamenti di Carlo Don Cattin, lavorare per un neopersonalismo comunitario, per dare nuova forza alle nostre comunità e per avere il coraggio di nuovo, come era il titolo di quel incontro, Claudio, che tu hai organizzato a Torino il 13 aprile scorso, no, del 19, anzi prima del Covid, a 100 anni dalla nascita. Ecco, lui era del 1919, è vero? Il titolo di quel convegno era Il coraggio della politica. Allora forse se recuperiamo questi elementi di riferimento forti a livello antropologico, sociologico, filosofico, umano, spirituale, se mi consentite il termine, trasmetteremo ancora ai giovani il coraggio della politica, soprattutto il coraggio di una buona politica. Grazie. Grazie Giovanni.